Carlo Chiecco, allenatore della rappresentativa veneziana femminile, esordio 3-0 con Rovigo. Che partita è stata, Carlo? Esordio positivo, noi abbiamo comunque un fardello da portare sulle spalle che sono i risultati delle rappresentative che ci hanno preceduto nei 4 anni passati. È importante iniziare bene di fatto, perché poi in questi tornei qua mano a mano che si gioca si migliora, però vincere in maniera così netta credo che sia un buon modo per incominciare e per aumentare l'autostima. Di fatto poi la differenza credo che la faranno le squadre che riescono a essere convinte di quello che possono fare. Cosa ti ha colpito di più in positivo della prestazione delle vostre? C'è da dire che per i vari problemi che anche altri comitati hanno avuto ne abbiamo iniziato molto tardi. Di fatto il sestetto che ha giocato oggi non avevamo mai giocato insieme, però insomma, mi hanno dato delle buonissime risposte anche rispetto alle richieste che avevamo fatto, quindi sono soddisfatto. Vediamo oggi pomeriggio come va con Padova. Padova e Belluno le prossime avversarie, che partite ti aspetti rispetto anche a questa di esordio? Mi aspetto partite sempre difficili, perché poi ogni partita ha dentro di sé le difficoltà che possono nascere o dalle qualità tecniche o tattiche della squadra avversaria o di fatto anche dallo stato d'animo, da come gioca la mia di squadra. Padova sulla carta è sicuramente la squadra più competitiva del nostro girone oltre a noi, però siamo sempre lì, dobbiamo giocare con Padova, vedere come va e poi giocare con Belluno. Un'ultima nota, come vi state trovando tra Vicenza e Torre di Quartesolo per questa edizione delle Kinderiadi? Per il momento molto bene. Io conoscevo Torre di Quartesolo più per i centri commerciali che per le palestre, però di fatto strutture, abbiamo visto anche ieri il palazzetto bellissimo, l'organizzazione per il momento mi sembra molto buona, andiamo avanti così. Allora in bocca al lupo a Team Venezia femminile. Grazie Crepi.